Amici di Bella Sicilia, quando si parla di ceramiche, quando si parla di opere d'arte, Santo Stefano di Camastra è il paese che viene subito in mente. E guardate dove vi stiamo portando oggi. Siamo all'interno di una bottega di prodotti artigiani, di opere d'arte in ceramica meravigliose, che non riusciamo a descrivere perché sono bellissime, frutto di sapienti mani, di passione, di amore, di una tradizione importante che la città di Santo Stefano di Camastra custodisce da tantissimi anni. E guardate le forme delle più svariate, le piglie, piatti, vasi. C'è veramente di tutto. Le bellissime poi teste di moro. Degli oggetti che impreziosiscono, abbelliscono ogni ambiente. Ed una casa con un'opera d'arte del genere ha un valore in più perché stupisce e non poco. E c'è veramente da perdersi qui perché le forme sono delle più svariate, le dimensioni. Guardate, una testa di moro un po' più piccola, la vespa, il fico d'India, simbolo della Sicilia. E poi guardate. Veramente un oggetto più bello dell'altro. Tutto sotto il sole della nostra Trinacria, della nostra bella Sicilia. Ed è un oggetto che naturalmente anche qui non può mancare. E noi quando vediamo tutto questo ci innamoriamo perdutamente di tali opere, perché sappiamo i sacrifici che ci sono per realizzarle, sappiamo l'amore che viene attraverso le mani, reso eterno in queste forme, in questi oggetti. E noi oggi ci emozioniamo guardando tale meraviglia. E speriamo di avervi regalato anche delle bellissime immagini che custodirete sempre tra i ricordi che Bella Sicilia riesce a dare. Fateci sapere anche quali di questi apprezzate di più, quali di questi farebbe al caso vostro nella vostra abitazione, perché sono veramente belli. Noi non possiamo sceglierne qualcuno a discapito di altri perché scegliere sarebbe difficilissimo. E noi vi salutiamo e vi ringraziamo per questi pochi minuti in nostra compagnia.